1966. È una tipica giornata d'autunno. La pioggia cade fitta e tenace, accompagnata da un vento di scirocco che intiepidisce e rende appiccicosa l'aria. Le ore passano lente. I tombini si intasano, le pozze d'acqua rallentano il traffico e le strade non asfaltate diventano molli e scivolose. Nel 1965, un anno fa, i fiumi in piena, tracimati oltre gli argini, avevano allagato centinaia di abitazioni, interrotto la circolazione viaria, lesionato acquedotti, invaso migliaia di ettari di terreni coltivati, provocando danni ingentissimi, faticosamente riparati. La gente non ha dimenticato e subito si preoccupa. Le autorità dispongono un'attenta vigilanza dei maggiori corsi d'acqua. 4 novembre. Il maltempo continua a imperversare per tutta la notte e la situazione precipita. Il vento di scirocco scioglie la neve già caduta in alta montagna, aumenta la pressione dell'acqua su fiumi e torrenti in piena e fa imbizzarrire l'Alto Adriatico. L'allarme rosso scatta allorché giunge notizia che il tagliamento Rottigliargini ha allagato la Tisana, dove è in corso lo sgombero della popolazione. In destra a tagliamento la situazione precipita a Morsano, a Sesto Arreghera, a Prata, a Pasiano e Pordenone, ma è grave anche a Motta di Livenza e nei paesi rivieraschi, segnatamente a Porto Buffolè. In montagna i bacini artificiali di Barcis, Redona, Selva e Ciul non sono in grado di trattenere la valanga d'acqua che si riversa dagli immissari e direttamente dai versanti, minacciando gli abitati, travolgendo ogni difesa idraulica, strade, linee elettriche e telefoniche. I collegamenti sono possibili soltanto via radio. A Pordenone il Noncello fuoriesce dagli argini e allaga i quartieri delle Grazie, di Valle Noncello, di Villanova e di Borgo Meduna. La variante rispetto al 1965 è costituita dalle proporzioni assolutamente inusitate della piena. Al calar della notte l'acqua sommerge interamente la Bassura fra il ponte Amman e Ferroviario e risale minacciosa verso Piazzetta San Marco. Sono chiuse le vie Dogana, Rivierasca, Codafora, Revedole, interrotta la statale Pontebana e bloccato tutto il traffico a sud della città. Nelle ore successive l'acqua sale ancora fino a lambire la fontana di Piazzetta San Marco e a minacciare il Palazzo di Giustizia. Si calcola che ben 20.000 ettari di territorio provinciale siano allagati. Mai vista un'alluvione simile e di gran lunga più devastante di quella del 1965, considerata da record. Il livello dell'acqua che copre i quartieri a sud della città è di 70 cm più alto rispetto al colmo dell'anno prima. Anche Morsano al Tagliamento vive una giornata di incubo. Il tagliamento preme sull'argine destro in località San Paolo, che con Musson e Carbona è la frazione più minacciata. L'esercito è sul posto con i lagunari e con i carristi del 132esimo. I militi, con l'aiuto dei carabinieri di Pordenone, rafforzano il pericolante argine, nella speranza che possa resistere all'urto della piena del grande fiume. A Prata, nel pomeriggio, il Sentiron rompe gli argini, già saltati nel 1965, per la lunghezza di 2 chilometri. L'acqua invade gli abitati di Paressine, Ghirano, Villanova e Monte. Con i pochi natanti disponibili si mettono al sicuro donne e bambini. Gli sfollati sono sistemati nelle scuole. Nel pomeriggio a Zoppola il Meduno rompe gli argini. Alle 23 è segnalata un'altra falla in località Policreta. 1,5 metri di acqua stagna sui 1.000 ettari di terreno. A nord di Cordenos, dove il Meduna ha rotto nello stesso punto dello scorso anno, sono allagati 1.000 ettari di Magredo e per la prima volta nella sua storia la cartiera Galvani. A Barcis, in Valcellina, il lago è gonfio. L'acqua ha invaso le cantine e i primi piani di alcune case. Il paese è minacciato alle spalle da smottamenti sulle dorsali del Monte Lupo. Tutti i centri della valle sono isolati. La provinciale che collega la Valcellina alla Val Colvera è interrotta per una tratta di 12 km. Lungo la statale 251 si segnalano continui movimenti franosi. Il ponte di mezzo canale è crollato. 5 novembre. Nella notte, a Morsano, si spacca l'argine sul tagliamento per una lunghezza di 80 metri. La frazione di Mussons è isolata. Il 90% della popolazione sgombera l'abitato.
Un terzo del territorio comunale è allagato. Carogne di bovini galleggiano nell'acqua. 1 milione di troti di un allevamento ittico ha preso il largo. Un battello pneumatico salva molte persone in pericolo. Gli ospiti della casa di riposo 60 vengono trasferiti a San Vito al Tagliamento con le ambulanze. Nel pomeriggio l'argine cede, come si temeva, anche a Carbona. Gli abitanti sfollano a Morsano e a San Vito insieme a quelli di San Paolo e Mussons. Situazione drammatica pure a Pasiano, circondata da 3 fiumi in piena. Azzanello è sommersa dalle acque del Sile, Cecchini, Riverotte e Visinale da quelle del Meduna e del Livenza. In comune di Pravisdomini 600 persone sono isolate. La frazione di Barco è stata sgomberata. Quella di Frattina, nei cui pressi il Sile ha aperto 4 falle sull'argine, è allagata, al pari di Panigai. I bambini sono accolti nell'asilo del capoluogo. Il sindaco Giovanni Strasiotto così rievoca quei momenti drammatici. Noi qua avevamo un centro logistico che prestava aiuto oltre agli abitanti di Barco e di Pravisdomini e di Panigai, anche agli abitanti di parte del comune di Pasiano, la zona di Azzanello, del comune di Meduna, la zona di Mure, la zona di Lorenzaga, per spingerci fino a Loncon. Quindi qui c'era un accampamento con un battaglione di bersaglieri, con mezzi sufficienti per raggiungere tutti questi luoghi e anche far fronte a un altro problema che era quello degli sfollati da queste zone con tanti animali al seguito, mucche per lo più, qualche cavallo. Nella zona fra Barco e Azzanello c'erano le carcasse di 12 mucche galleggianti molto gonfie d'acqua e con i mezzi anfibi abbiamo lottato parecchio per in qualche maniera legarle a degli alberi in modo da scongiurare il pericolo che si avvicinassero più di tanto alle abitazioni. La bassa pordenonese a questo punto è completamente isolata, ma brutte notizie giungono anche da altri paesi. Un incidente ferroviario è segnalato sulla linea Gemona-Casarsa tra Valeriano e Pinzano, dove una frana ha fatto deragliare un'elettromotrice. Illesi il personale viaggiante e i 3 soli passeggeri. A Spilimbergo l'onda di piena del tagliamento sfiora l'antica chiesetta dell'Ancona, ai piedi del centro storico. Il tumultuoso susseguirsi di eventi negativi culmina con una disgrazia. 2 vigili del fuoco, Massimo Pinzan, 19 anni, di Venezia, e Sebastiano Crispazzu, 20 anni, di Sassari, sono annegati in seguito al capovolgimento di un anfibio dell'esercito tra Maron e Puglia. Il corpo di Crispazzu viene recuperato quasi subito, quello di Massimo Pinzan 50 ore più tardi. 6 novembre. Il peggio è alle spalle, ma l'emergenza permane. La pioggia ha cessato di tormentare uomini e cose. In 36 ore a Pordenone ne sono caduti quasi 200 mm. L'onda massima di piena è passata e le acque accennano a ritirarsi negli alvei dopo aver trasformato la bassa pianura pordenonese in una immensa palude. Prata è uno dei comuni più provati. Soltanto la chiesa, il municipio e poche case del centro sono rimaste all'asciutto. 2.200 ettari di terreno su 5.300 sono allagati. A Ghirano e a Peressine l'acqua è alta 4 metri. A Puglia, Monda e Villanova 2 metri. Molte persone sono bloccate nei piani superiori delle case e sono rifornite da elicotteri della base statunitense e dell'esercito. In Valcellina uomini dell'ANAS e del centro Grotte, muovendo da Pordenone e da Longarone, stanno cercando di togliere dall'isolamento i centri di Claut, Cimolais, Barcis, Andreis. 7 novembre. A Pordenone il noncello è rientrato nel suo alveo. Il passaggio dell'acqua ha lasciato il segno. Il cotonificio veneziano e la tipografia del bianco di Borgo Meduna hanno perduto il magazzino delle materie prime e alla cartiera Galvani di Cordenons 3.000 quintali di carta sono andati a mollo. Molte industrie hanno dovuto sospendere la produzione per dar modo agli addetti di ripulire gli ambienti, riparare e riattivare gli impianti e i macchinari. Si teme per il futuro del cotonificio veneziano di via Martelli. Non meno di 1.500 dipendenti di aziende locali della zona del mobile resteranno per diversi mesi senza lavoro. La Valcellina è raggiungibile soltanto da Longarone. I contatti con Contron, Cellino, Claut e Cimolais avvengono via radio. Claut è senza luce. A Cimolais hanno ceduto 2 campate del ponte sulle Cimoliane.
lunghi tratti della statale sopra il lago Aprilis è stata travolta da frane e smottamenti. La galleria che immette a Barcis è ostruita da una frana. Si segnala una frana anche a Ponteferrone. 5 ponticelli sulla strada di Prata sono stati spazzati via. Frane hanno minacciato gli abitanti di Vesi, Stoc, Mariae e Bassoia in comune di Claut. Il bilancio dell'alluvione è pesante per Borsano. Danni per 40 milioni alle strade, 41 capi di bestiame perduti, colture danneggiate, 2000 ettari di terreni coltivati invasi dall'acqua e dal fango, fienili, sili e depositi allagati, mobili e abbigliamento suppellettili perduti. 8 novembre. È tornato finalmente il sole. Non lo si vedeva da 7 giorni e anche grazie al suo aiuto nelle zone allagate la vita riprende. Su migliaia di ettari di campagna lo spesso strato di fango lasciato dall'acqua rientrata negli alberi, asciugandosi imbianca la terra, le case, le strade. Tutto sembra calcificato. A Prata non bastasse quanto accaduto nei giorni scorsi, il Sentirone ha rotto anche a Capovilla. Il Meduna a Tremeacque, subito dopo la confluenza con il Loncello, ha spazzato via 2 chilometri di argine. Sono stati allagati 17 mobilifici su 22 attivi nel comune. Il bilancio è pesante. 850 disoccupati. Gravi danni all'economia agricola, 150 bovini, molti suini e migliaia di animali da cortile annegati. E a 70 esercizi commerciali. 50 case sono state dichiarate pericolanti. 2120 ettari di terreni coltivati sott'acqua. In denaro corrente i danni si fanno ascendere a oltre 1 miliardo di lire. 9 novembre. La situazione va normalizzandosi. Lungo gli argini del Meduna sono state conteggiate 13 falle. A Pasiano sono andati perduti centinaia di bovini, 400 tacchini e animali da cortile. La Pordenone Oderzo è interrotta al ponte di Visinale, chiuso perché pericolante. A Pordenone giungono i ministri Tolloi e Restivo, il segretario nazionale della Democrazia Cristiana Rumor, i parlamentari Ferrari, Algradi e Toros, assessori e consiglieri regionali. A tutti viene sollecitata la soluzione dell'ormai indifferibile problema della sicurezza idraulica del territorio. Nella chiesa di San Giorgio rito funebre per i 2 vigili del fuoco, morti durante le operazioni di soccorso. Crispazzu era da 8 mesi e mezzo in servizio a Pordenone. Pinzan da soli 3 giorni. 10-11 novembre. Il crollo di una spalla pone fine all'agonia del ponte di Visinale, danneggiato dal Meduna in piena. L'Assindustria fa ascendere i danni subiti dalle aziende associate a oltre 4 miliardi. A Prata e il Genio Civile il comune dichiarano pericolanti 100 case di abitazione. I militari ripuliscono le stalle in cui le bestie sono rimaste intrappolate e morte annegate. I senza tetto sono 90. A Pasiano gli sfollati, 138 persone, hanno trovato ricetto e assistenza nell'asilo. Badano a loro 4 suore. Sono stati salvati 133 bovini. I senza tetto sono 30. Questa è la testimonianza del sindaco di allora, Oscar Pessa, e di Alfonso Tellan. I danni maggiori indubbiamente sono stati nel ramo dell'agricoltura. In quell'epoca la gente di Pasiano viveva per un buon 60-70% dei prodotti agricoli, dei prodotti della terra. Pilastro dell'economia agricola era la zootecnia. Difatti, qui, come potete vedere in questo vigneto, che nel 66 non esisteva, era un prato stabile, sono state sepolte decine e decine di capi di bestiame e anche diversi animali da cortile, maiali ed altro. Oggi possiamo dire che gente che vive principalmente sui prodotti della terra sia una esigua minoranza. La gran parte dei nostri concittadini vivono sull'industria e sull'artigianato. Basti pensare che in comune ci sono 2500 addetti all'industria e all'artigianato, ma soprattutto nel ramo del mobile. Quella volta invece, mi sembra di averlo detto anche prima, il 60-70% invece della popolazione viveva nell'agricoltura. Il mese di novembre 1966 noi si era per abitudine che si tirava fuori le macchine dal fiume perché veniva su i sirocai dal mare e portava il sirocco in montagna e veniva sulle piene. Noi siamo andati su per tirare fuori le macchine
la macchina del caricatore, e lì abbiamo trovato un flusso di acqua che non finiva più. E il caricatore sta in mezzo. E per fortuna, noi l'ho messo a portare un po' indietro, però per fortuna il Celina l'ha rotti gli asini e lui resta salvo. E tutti i viaggi che c'erano assieme, i colleghi che c'erano assieme, li ha portati fuori sui prati e andai tutti sotto. E mi era avanti, noi abbiamo messo un flusso di acqua alta 4 metri che la portava via sotto della strada per andare da San Foca a Vivaro, si portava via 50 metri di asane a volta, dalla parte destra o sinistra andando su o destra venendo di dove e andava verso i Magredi di Cordenons. Una cosa del genere di acqua non ho mai sentito dire e neanche mai vista. Le sta tante montane, sì, ma come quella lì del 66, mai. 12 novembre. La strada della Valcellina è riaperta, ma una frana si sta muovendo in località Monciaduda, a 2 chilometri dalla galleria di Montereale. Rovinerà poco dopo, bloccando nuovamente le comunicazioni con la pianura pordenonese. 13 novembre. Il Genio Civile di Pordenone informa il sindaco Montini che sono stati appaltati i lavori di riparazione delle falle prodotte dall'alluvione sull'argine del Noncello. La spesa prevista è di 80 milioni. Si tirano le somme dell'opera di soccorso, è stata imponente, generosa, efficace, favorita dalla grande disciplina e dal senso di responsabilità della popolazione. Non appena cessata l'emergenza nei territori di competenza militari dell'Ariete e vigili del fuoco, si sono spostati a Motta e Meduna di Livenza, Porto Buffolè, Gorgo al Monticano e negli altri comuni rivieraschi del Livenza per aiutare le popolazioni duramente provate. Questa è la testimonianza sulle giornate di incubo da loro vissute del dottor Piero Sanchetti e dal vice sindaco di Porto Buffolè, Battistella. Tutto è incominciato il 4 novembre con praticamente un diluvio, è durato tutta la giornata. La sera la situazione era così pericolosa, ma io sono tornato dopo aver sistemato le cose del laboratorio, soprattutto gli apparecchi, eccetera, quelli che più mi interessavano. Sono ritornato a casa. Ero d'accordo con la suora di notte che casomai mi avrebbe telefonato di notte. Difatti così è stato. Alle 2 sono stato chiamato, sono andato subito in ospedale che è qui a 2 passi, e abbiamo incominciato con le 2 ragazze del laboratorio, con 2 operai lì che erano lì. Abbiamo incominciato a mettere le cose a posto, un po' alzare gli apparecchi, alzando soprattutto i tavoli, le scrivanie, eccetera, eccetera, e nessuno ci ha detto niente. Abbiamo lavorato come matti fino alle 6 di mattina. Alle 6 di mattina, per vedere mostrare com'era l'organizzazione qui e anche altrove, alle 6 di mattina è venuto uno a dirci: fate un lavoro inutile perché non c'è più pericolo. Erano già 4 ore che il Livenza aveva rotto qui a 2 chilometri di distanza e l'acqua si riversava a fiumi. Naturalmente io ero lì imprigionato in laboratorio e non avevo pazienti alle mie dipendenze, ma dal laboratorio poi abbiamo visto questa bellissima figura di medico, il dottor Gino Someda, un Furlan, che stava facendo quasi con l'acqua alla gola, veramente alla gola, trasportando un vecchio dopo l'altro dal nosocomio geriatrico, che era un po' distanziato dal reparto medico, al reparto medico per trasferirlo ai piani superiori. Ecco, questa mi è rimasta. Io ho pensato fino adesso a salvarle la roba, e questo sfida la vita. Questo medico purtroppo è morto 5 anni fa e veramente deve essere considerato un martire anche della medicina. Intendiamoci, avevamo intanto 1 o 2 morti nel reparto medico. Questi bisognava isolarli, metterli in una stanza a parte. Questo complicava naturalmente anche nei riguardi degli altri ammalati. Un morto era in obitorio, lì non si sapeva dove era andato a finire, perché dopo qualche giorno è stato trovato che gareggiava contro il soffitto ed è stato estratto in questo modo. Finalmente ha avuto la sua pace asciutta questo povero vecchio.
Adesso io so che sono stati fatti dei lavori e io penso che abbiano servito, perché certamente i lavori sono stati fatti qui sul Monticano, sul Livenza. Non so in alto invece. Io per esempio ho visto, continuo a vedere vado spesso sul Piancavallo e spesso vado attraverso Montereale Cellina, e c'è lì una opera enorme di una diga, non mi ricordo più il nome. Adesso mi viene in mente il nome della diga di Ravedis che io ho visto molte volte, e vedo l'immensità di quest'opera. Potrebbe certamente risolvere il problema di Mota, perché c'è tutta la confluenza di Livenza, il Meduna, eccetera, eccetera. Tutta l'acqua che viene da quelle zone va poi a terminare qui, in questa zona, e il mare è qui poi a 2 passi. Sì, siamo a Porto Buffolè, provincia di Treviso, distante a circa 500 metri dal fiume Livenza, con una portata d'acqua non tanto indifferente, ma che quella non ha causato danni negli anni 65-66, nel caso del nostro, nelle varie esondazioni che ci sono state. Ma bensì abbiamo avuto dei problemi con il Meduna, che dista circa a 7-8 km in provincia di Pordenone, nel comune di Prata maggiormente, dove ha rotto i vari argini che erano costruiti di qualche sorta a quei tempi, e non tanto negli anni 65, diciamo, che l'alluvione era arrivata all'altezza circa della Pensilina, ma bensì nell'anno 66, che ha esondato in un'altezza talmente tale, di circa 3,50 m nella nostra zona, che è arrivata, si può dire, sopra i fiori che ci sono nelle finestre sotto. Il nostro problema è il Meduna, che ogni qualvolta succedono questi casi, purtroppo hanno degli argini costituiti, non so di che natura, sembrerebbe di sabbia, che con la portata d'acqua del Meduna fanno stralipare, e oltre a stralipare logicamente a rompere gli argini. Quest'anno abbiamo avuto tanta paura come negli anni 66, ricorrendo anche il trentennale. Come a Prata c'erano più o meno le stesse portate d'acqua di quel tempo, ma onestamente, avendo fatto dei lavori negli anni precedenti, sembrerebbe che questa abbia dato una certa sicurezza. Speriamo che per il futuro questo non accada più e che vengano fatti qualche lavori che ci diano maggior sicurezza almeno. 14 novembre. Man mano che la situazione si normalizza, si quantificano in via definitiva i danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dal sistema produttivo, dall'agricoltura, da quanti sono stati in qualche modo colpiti dall'alluvione. 250 le strade danneggiate, 12 ponti crollati o pericolanti, 13 le arterie chiuse al traffico, bloccanti diversi acquedotti, colpiti edifici pubblici e scuole, distrutte diverse opere di difesa idraulica, da riettare canali irrigui e le reti elettriche e telefoniche in pianura e in montagna. In lire il danno complessivo provocato dall'alluvione nel circondario di Pordenone si fa scendere a 40 miliardi di lire. Questa la cronaca di uno degli eventi più drammatici vissuti nel dopoguerra dalle nostre popolazioni, superato soltanto dalla frana del Vajont del 1963 e dal terremoto del Friuli nel 1976. Un evento non dovuto alla natura nemica, ma all'imprevidenza dell'uomo, che pur conoscendo il pericolo non lo ha esorcizzato con adeguati e possibili interventi. A 30 anni di distanza, infatti, l'alluvione può ripetersi con identica, anche più devastante intensità nella pianura solcata dai fiumi Livenza e Tagliamento. Il problema della moderazione delle piene nel sistema Cellina-Meduna è stato affrontato dalla Commissione De Marchi, nominata nel 1968 dal governo di allora, e successivamente dal Comitato Nazionale di Iniziativa Agricola, e la soluzione individuata nella costruzione di 2 nuovi bacini artificiali, uno a Ravedis, lungo l'asta del Cellina, l'altro a Colle, lungo l'asta del Meduna. Un fatto è certo, incontrovertibile. Il pericolo di devastanti, nuove alluvioni grava intatto su quasi 200.000 persone. La buona stella le ha risparmiate per 30 anni. Ma che cosa accadrà il prossimo anno e quello successivo, nel 2000 e dopo? Il futuro non può essere lasciato agli umori.
alquanto imprevedibili di Giove Pluvio, occorre provvedere senza ulteriori ritardi. La storia delle calamità naturali ancora purtroppo non è terminata. Gli avvenimenti di questi ultimi tempi, quelli del 1996, ci dicono che le calamità naturali purtroppo intervengono ancora. Però molte cose sono state fatte dal 66 al 76 ad oggi. Intanto è cambiata la mentalità, le istituzioni, la gente hanno capito che delle calamità naturali ci si può difendere con il concetto della previsione e della prevenzione. Sono state istituite delle nuove leggi, il Friuli Venezia Giulia in particolare nel 1986, per la prima volta in Italia ha approvato la legge regionale in materia di protezione civile. Da allora ad oggi molte cose come mentalità sono cambiate. È nata cioè una nuova cultura di protezione civile. Una cultura di protezione civile che non si basa più sul rincorrere le emergenze, ma si basa appunto sulla cultura della previsione e della prevenzione. Per fare questo è necessario continuare a forgiare una mentalità di protezione civile sin dall'età più tenera, direi dalle scuole materne, per garantire nel futuro che eventuali altre calamità naturali siano superate avendo preventivamente svolto interventi di prevenzione sul territorio, quali le sistemazioni idrauliche, gli interventi idrogeologici sul territorio. Per fare questo la Regione Friuli Venezia Giulia si sta impegnando annualmente mettendo a disposizione risorse finanziarie che per essere però utilizzate dovranno trovare la disponibilità degli organismi interessati, Stato, Regione e Comuni, ad avere strumenti legislativi molto snelli che, salvaguardando le necessità dell'ambiente, producono però gli effetti positivi sul territorio mutato. Ricordo che 30 anni fa la società era preminentemente agricola, da allora ad oggi c'è stata una trasformazione da agricola ed industriale, una costruzione sul territorio notevole che ha mutato le situazioni del territorio medesimo e che quindi richiedono interventi oculati ma che salvaguardino la pubblica incolumità e che garantiscano interventi appunto di previsione e di prevenzioni atte a fronteggiare le calamità naturali che oggi possono essere tranquillamente fronteggiate se tutti noi ci daremo da fare.